tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non c'è Carmine. Tu l'hai bella con la papaya. Non è vero, sto qui, non me ne sono andato. Pure oggi sto qui, sfortunatamente. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sto facendo questo video perché voglio condividere con voi la giornata di ieri. Praticamente ieri sono andato al casting del web. Molte persone, molti di voi non lo sanno perché non l'ho detto comunque qui su YouTube. Tutti noi partecipanti dovevamo portare un video nostro su una pennetta e poi veniva giudicato, guardato e valutato dalla giuria che era composto da Simone Pacillo, Alberico De Ciglio e Maurizio Merluzzo. Ragazzi, ho partecipato, ho portato il video Mai toccare Napoli, dove Carolina fa il litigio rap e poi alla fine c'è la canzone, e vi anticipo che non ho vinto, però per me è stata una bellissima esperienza e quindi non importa di come è andata, perché comunque ho incontrato molte persone, molti di voi che mi hanno abbracciato, mi hanno dato affetto, mi hanno dato tutto, tranne una cosa, i soldi. Mi hanno regalato tante emozioni e quindi è stato bellissimo per me ragazzi, è stato molto bello. Questo è il video di quando sono salito sul palco e mi tremavano le gambe. Oggi fa un video? Sì, va. Vedi qua Piero, vedi questo video. Ma che video?
Comunque, penso che anche voi molti conosciamo tanti dei viaggi, giusto? Comunque, video diciamo abbastanza, questo è un video molto virale, ha girato molto su Facebook, è stato molto televisione, ho fatto 15 video, non me lo sono fatto, no? Ce ne sto prima, sempre dall'alto al basso, non lo ricordo che sono passato. Di sicuro tranne sul web, se facevi Facebook, ma un contenuto unico ed originale rispetto a quello che si porta adesso, che sarebbe un periodo documentario in trash. Diciamo che è unico anche nel suo sembrare certe volte ovviamente molto 7 minuti di video. volgare, piantare. E questo però è una cosa caratteristica ovviamente, non tutti possiamo essere uguali, ma ognuno è il proprio personaggio, senza ombra di dubbio. Quindi questo ci sono due fattori. Uno, se tu la fai a te piace perché il tuo personaggio più ti rappresenta va bene. Con la consapevolezza che i tuoi video non possono girare anche molto a nord se lo che vuole una riconoscenza nazionale. Però questo poi ha delle validità con il tuo personaggio e il tuo destino. A te lasci dire le cose. Finisci le cose come lui se non ti faccio. Però io penso che la tecnologia del secondo video sia una cosa più internosi, insomma. Oh ragazzi, allora ringraziamo! Ciao padre, Tu l'hai bella con la papaya. È stato bellissimo ragazzi, su quel palco mi tremavano le gambe, stavo proprio pieno di ansia, pieno stavo pieno, anche se non avevo mangiato. E devo dire la verità, ho ricevuto complimenti da moltissime persone, sia dai partecipanti stessi che comunque erano in competizione con me e mi hanno fatto i complimenti, sia da Simone e Alberico che comunque hanno apprezzato quel video. L'unica esatto, che vuoi? Vorrei salutare Alberico e a Simone. Posso salutare? Tu saluti Alberico, saluto a Simone e non saluto a Gianni Morandi. Ah, un saluto anche a Gianni Morandi. Se no si prendeva colpo. Comunque stavo dicendo ragazzi, ho ricevuto moltissimi complimenti ed è stata questa la cosa che mi ha reso anche più felice, comunque più soddisfatto, perché comunque anche se non ho vinto il mio video è stato apprezzato da moltissime persone, compresa la giuria. E poi ci siete stati voi ragazzi che vi giuro, cioè siete stati proprio una cosa ma spettacolare, cioè tutti coloro che erano al centro commerciale Maximal non erano venuti per me, però comunque cioè io camminavo vicino a queste persone e mi fermavano, mi abbracciavano, e siete stati proprio magnifici ragazzi, perché cioè vedere tante persone che ti fermano, ti abbracciano, addirittura piangono perché poi ti hanno visto, cioè è una cosa che non me lo so spiegare. Quindi ragazzi, grazie di tutto. Mi dispiace solo per quelle persone che non sono riuscite a farsi una foto con me, perché comunque erano in mezzo alla folla, alla gente, e quindi non sono riuscite ad avvicinarsi a me e né io a loro, perché comunque c'era poi la sicurezza che non mi faceva avvicinare appunto, e quindi mi sopportava. Però non vi preoccupate ragazzi, perché organizzerò molti raduni e tantissime altre cose, perché ragazzi stare insieme, ci dobbiamo vedere, dobbiamo stare tutti vicini e ci dobbiamo abbracciare come i Teletubbies. Come già vi ho detto, io speravo di vincere, però anche se non ho vinto ci siete stati voi che avete ripagato, diciamo, il tutto. Cioè per me la vittoria è stata salire su quel palco e aver incontrato voi ragazzi. Questa è la cosa che più mi ha reso soddisfatto e felice. Ok, bravo caro. Grazie. Quindi ragazzi, questo è tutto e volevo condividere con voi. Ragazzi, questo video termina qui, spero con tutto il cuore di rincontrarvi di nuovo, così per stare tutti quanti insieme. Un grosso bacio in faccia a voi ragazzi e una
abbraccio e tante cose. E anche ad Alberico e a Simone. No, non fa niente, tanto guarderanno questo video e... Boh. Maximal per i casting del web e qui c'è tanta gente di spazzino! Tu l'hai bella con la papaya.